I carabinieri della compagnia di Sora, in particolare il nucleo operativo e radiomobile e le stazioni del territorio, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Cassino ed un decreto di perquisizione personale e domiciliare disposto dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Cassino. I provvedimenti riguardano diversi soggetti appartenenti a un gruppo criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini condotte dal nucleo operativo di via Barea nel corso del 2024 hanno permesso di ricostruire un'attività di spaccio di cocaina attiva almeno dal dicembre 2023 fino a dicembre 2024. Il GIP di Cassino ha quindi emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 2 cittadini albanesi ritenuti responsabili di traffico di droga. Complessivamente, nel corso dell'indagine, 8 persone sono state indagate, 2 delle quali arrestate in flagranza di reato. L'indagine ha avuto origine dall'arresto nel dicembre 2023 di un cittadino albanese di 23 anni fermato in via Costantinopoli a Sora con una dose di cocaina. La successiva perquisizione della sua abitazione ha portato al sequestro di altri 30 grammi di cocaina e circa 2.000 euro in contanti. Gli investigatori hanno così individuato un appartamento formalmente affittato dalla madre di un altro cittadino albanese di 31 anni come base operativa del gruppo. Quest'ultimo, considerato il vertice dell'organizzazione, si trova attualmente nel suo paese natale e manca dall'Italia da diversi anni. Attraverso pedinamenti, intercettazioni e altre attività investigative coordinate dalla Procura di Cassino, i carabinieri hanno ricostruito il sistema adottato dal gruppo e identificato il principale collaboratore del 31enne, il fratello 26enne. A differenza del primo, il 26enne effettuava frequenti viaggi tra l'Albania e l'Italia con cadenza di 20-30 giorni. Questo aspetto ha portato gli investigatori a soprannominarlo turchiste, termine nato dall'unione di parole italiane e albanesi per giustificare i suoi spostamenti come viaggi turistici. Le indagini hanno rivelato che riceveva ordini su un'utenza telefonica dedicata anche quando si trovava all'estero e impartiva istruzioni agli spacciatori in Italia. Il 23enne, arrestato nel dicembre 2023, ha continuato per mesi ad effettuare consegne e a raccogliere il denaro che poi veniva consegnato al turchiste durante i suoi rientri in Italia. L'operazione si è conclusa con un ultimo arresto il 6 dicembre 2024, quando, grazie all'impiego di un'unità cinofila, sono stati trovati circa 50 grammi di cocaina e un altro cittadino albanese, un 45enne, è stato arrestato. Nell'attività odierna i carabinieri hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 31enne albanese residente stabilmente in Italia. Inoltre sono state eseguite perquisizioni nelle abitazioni di 5 indagati. Anche in questa fase il cane Ax, un giovane pastore tedesco del nucleo carabinieri cinofili di Santa Maria di Galeria, ha dato un contributo determinante, confermando l'efficacia del supporto cinofilo nelle operazioni antidroga. L'indagine rappresenta un duro colpo per il traffico di stupefacenti nella zona e conferma l'impegno costante dei carabinieri nella lotta alla criminalità.